ritorno alle borgate della Grande Guerra fu piacevole per i reduci sani e salvi, ma fonte di lutto per le famiglie dei caduti e di preoccupazione per quelli degli invalidi. Come in tutta Italia, anche a Milocca si fermò una sezione degli ex combattenti, con a capo Giovanni Cassendi, carica che mantenne ininterrottamente per più di 20 anni. Nel 1920, per volontà di tutti i reduci, si pensò di commemorare i caduti, realizzando una lapide in marmo da collocare all'interno della chiesa. Ma ci furono contrasti con il clero di allora. Si decise quindi di collocarla sul muro esterno della chiesa, di notte a lume di candela. Tre furono le persone impegnate in questa azione, le stesse che hanno dato vita al movimento autonomistico che portò all'unificazione delle due borgate di Milocca e di San Biagio. Salvatore Angelella, personaggio politico degli anni '20, Giovanni Cassendi, presidente dell'Associazione Combattenti Sezione di Milocca, e Giuseppe Cannella, presidente dell'Associazione Combattenti Sezione di San Biagio. Si era pensato di sistemare la lapide, una delle prime lapidi commemorative d'Italia, per la ricorrenza del 24 maggio del 1920. Gli organizzatori, certi di compiere un atto doveroso verso i caduti in guerra, dopo aver invitato a partecipare alla commemorazione gli onorevoli Lopiano, Sorge e Guarina Mella, chiesero all'allora parroco Don Salvatore Tona di poterla collocare all'interno della chiesa. La risposta fu negativa. Non si possono onorare in chiesa i morti ammazzati. Salvatore Angelella non si arrese e si recò in diocesi a Caltanissetta. Anche lì negarono il permesso, ma per incompetenza. Gli riferirono che solo l'arcivescovo di Monreale avrebbe potuto dare l'autorizzazione. Angelella decise di partire per Palermo nella speranza di ricevere udienza da Sua Eccellenza l'arcivescovo Antonio Augusto Intreccialagli. Il 20 maggio del 21 fu ricevuto dall'arcivescovo di Monreale e rispose alla sua richiesta per collocare la lapide nel muro esterno della chiesa, spiegando il motivo dell'unicità dell'edificio pubblico. L'arcivescovo non disdegnò la proposta, si rese sensibile alla richiesta fatta e rimandò a Milocca Salvatore Angelella con la raccomandazione di sottoporre al clero locale la soluzione della sistemazione della lapide sul muro esterno della chiesa. Il 22 maggio il parroco Don Salvatore Tona, ancora una volta, nonostante il benestare dell'arcivescovo, rifiutò la proposta, forse anche influenzato dallo scontro politico delle famiglie Angelella e Cipolla. I primi militavano come socialisti, i secondi come popolari. Nella tarda serata del 23 maggio, l'allora comandante della caserma dei Carabinieri mandò a chiamare Salvatore Angelella e lo informa della decisione dell'autorità provinciale di rimandare la collocazione della lapide in attesa di trovare magari una soluzione migliore. Angelella aderì subito alla richiesta, manifestando gratitudine all'autorità per la comprensione, ma contemporaneamente disse che bisognava convincere Giovanni Cassendi alla rinuncia del progetto, che essendo fiero di tale iniziativa era disposto a intraprendere qualsiasi azione, anche illegale, pur di raggiungere lo scopo di commemorare gli eroi di Milocca e San Biagio con la lapide. I carabinieri lasciarono andare Angelella e convocarono Giovanni Cassendi, chiedendo anche lui di rimandare la collocazione della lapide. Ma si trovarono un Cassendi agguerrito, per nulla remissivo, e che rivendicava
l'alto tributo di sangue dato alla patria da Milocca e San Biagio. Cominciò a parlare di pacifismo e patriottismo, principi che bisognava necessariamente inculcare alle nuove generazioni. Parlò di fratellanza e di crollo delle barriere fra le nazioni, che non avrebbero più dovuto allagare di sangue la terra. Con le sue parole ispirate e piene di entusiasmo, egli li intrattenne per più di un'ora con argomenti atti a promulgare il colloquio. Nel frattempo, in piazza, si erano radunati tutti gli aderenti del suo gruppo autonomistico che, guidati da Salvatore Angelella e Giuseppe Cannella, iniziarono a lavorare per collocare la lapide all'esterno della chiesa. In assoluto silenzio, la lapide veniva trasportata in piazza e ognuno dei presenti aveva un incarico: issare nel ponte con minore rumore possibile, perforarono il muro, prepararono il gesso, incastonarono la lapide nel punto in cui oggi si trova. Tutti poi intonarono la leggenda del Piave a lume di torci. Non ci fu nessun temore tra gli ex combattenti, erano abituati alla guerra, ai morti, ai feriti. Figuriamoci se si lasciavano intimorire nell'affliggere una lapide. Ma poi quella chiesa, del resto, era stata costruita dai propri familiari e lavorando gratis. Il 24 maggio, alla presenza di tutti i 350 iscritti della sezione e ben 45 carabinieri, fatti accorrere dalle autorità che temevano il disordine, si commemorava la lapide. Giovanni Castelli fu fermato in caserma, ma fu liberato grazie alle forti proteste della folla. Furono momenti entusiasmanti che regalarono la forza di fare e soprattutto la coscienza di un popolo solo ed unito. Il tributo di Milocca e San Biagio alla Prima Guerra Mondiale fu piuttosto pesante. I morti e i dispersi furono 52, oltre gli invalidi e i feriti. Questa lapide, che fu realizzata inserendo i caduti di Milocca e San Biagio, dà dimostrazione e rende evidente la volontà comune delle due borgate nel formare un solo comune, uniti ormai da ideali e interessi identici. La lapide venne scolpita nel 1920, 3 anni prima che Milocca fosse comune autonomo.